Buonasera a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena. La penultima giornata della stagione è riservata ai Gentleman Driver. Si comincia con una corsa per guidatori non vincitori di 20 corse in carriera sul doppio chilometro. Sono in 10 al via con cavalli anziani a reclamare. 1 Zar Parlante, 2 Viola Orsini, 3 Zecca Jet, 4 Valpicetto Jet, 5 Zenox B, 6 01 MMG, in seconda fila 7 Zolfo degli Ulivi, 8 Zolabad, 9 Tudor Danny Griff, 10 Vian Rose. Allenamento completato sulla dritta opposta alle tribune, autostart che accelera e sono partiti. È svelto 01 MMG che cerca di scavalcare Zecca Jet, la quale prende la corda e lascia sfilare l'avversario, che insiste e passa a imboccare già la prima curva in vantaggio 01 MMG nei confronti di Zecca Jet. In terza posizione Valpicetto Jet, a precedere dovrebbe essere Vien Rose, partita forte dalla seconda fila, mentre all'esterno si trova Zenox B. Passaggio davanti alle tribune, dopo i primi 200 passati in 14,6 da 01 MMG che guida nei confronti di Zecca Jet. In terza posizione è Valpicetto Jet, avanza al largo Zenox B, lungo la corda il 10 di Vien Rosa a precedere Zar Parlante, mentre cerca di andare a fare la seconda pariglia esterna Zolabad, stoppata netta davanti alle tribune con una frazione in 16,5 addirittura, e si va sulla curva di destra a passo davvero turistico. 01 MMG che guida, Valpicetto Jet che si scosta dai birilli e va a fare la seconda pariglia in schiena Zenox B, 17,3 la curva di destra, si va veramente da treno e 01 MMG può continuare a fare i fatti propri al comando, perché Zenox B non accenna ovviamente ad accelerare al largo. Lungo i birilli c'è Zecca Jet, Valpicetto Jet è in seconda pariglia esterna e sarà lui che dovrà fare per rigor di logica la prima mossa. 1,4 scarsi per il primo giro, una frazione in 33, si va verso il primo chilometro completato dal leader 01 MMG in 1,19,2. Al passaggio davanti alle tribune 01 MMG guida nei confronti di Zecca Jet di Zenox B, scoperto al largo, viene in terza ruota Valpicetto Jet che ha un giro dalla conclusione, cerca di dare una sveglia alla corsa. In pariglia esterna c'è anche Zolabad davanti alle tribune, una frazione in 15, 01 MMG è in vantaggio, Valpicetto Jet che attacca all'esterno, Zecca Jet lungo la corda, insiste Valpicetto Jet nei confronti di 01 MMG, mette mezza davanti all'avversario già a 700 dalla conclusione, insiste con decisione Federica Scuffia e 01 MMG sbaglia. Lungo la corda c'è Zecca Jet, in terza posizione passa Vien Rose, cerca di avanzare al largo Zolabad che passa in quarta posizione su Zenox B, gli altri sono più indietro a 400 dalla conclusione, la frazione di là in 14,3, 2,3 scarso per il miglio, in vantaggio Valpicetto Jet, inseguito da Zecca Jet, poi Zolabad che cerca di passare su Vien Rose per la terza posizione a 200 dalla conclusione. Valpicetto Jet è in chiara evidenza nei confronti di Zecca Jet che prova l'ultimo affondo, ma Valpicetto Jet ha chiuso la partita già a 700 dalla conclusione. Valpicetto Jet che sul palo transita per primo, al secondo Zecca Jet, al terzo Zolabad avanti a Vien Rose. 28,7 di là e 29,4 la chiusa, 1,16,1 il ragguaglio cronometrico per il successo sul palo di Federica Scuffia. Valpicetto Jet allenato da Giovanni Palanga e di proprietà del signor Emiliano Camillo. Tutto questo ovviamente salvo errori, omissioni o soprattutto interventi della giuria, con il successo che va a Valpicetto Jet e Federica Scuffia. Attenzione.